Nel 2007, con una legge regionale, è stata riconosciuta la lingua veneta. Da quel momento molti passi sono stati fatti per il riconoscimento, per la tramandare, per riuscire a trasmettere questa parlata anche alle giovani generazioni. Abbiamo trovato veramente un humus in questo campo molto ma molto fertile, non solo in Veneto ma anche fuori Veneto. I veneti in Brasile, i veneti nell'Agropontino oppure quelli in Sardegna o i veneti e gli istroveneti in Istria Dalmazia. Quindi c'è veramente una lingua che è un minimo comune denominatore fra tante genti per un popolo che comunque è sparso nel mondo. Questa è una mostra che vuole essere un ripercorrere nella storia, dalla stele di Isola Vicentina, dall'Iliade fino ai nostri giorni, appunto la storia della lingua dei Veneti. È una mostra che può anche essere itinerante, perché sono dei pannelli facilmente trasportabili, e mi auguro, come ho già avuto qualche contatto, che molti comuni siano interessati a portare questa mostra nei loro territori. Storia della lingua dei Veneti è una mostra, una rassegna documentale che attraversa la storia veneta per circa 3000 anni della civiltà veneta per incontrare l'espressione dei Veneti, in particolare nello scritto. Quindi si è partiti dalle prime testimonianze del nome Veneti in antichità, si è passati per il venetico, per esempio la stele di Isola Vicentina che contiene per la prima volta in un reperto il nome Veneti, Venetkens, si è attraversato il tempo, il periodo romano, dove i Veneti sono ben conosciuti, poi appunto lo sviluppo della lingua veneta a partire dal volgare veneto, il ritmo bellunese, l'indovinello veronese, attraverso i grandi autori veneti e alla fine giungendo anche alla modernità con le app, i computer e soprattutto le comunità che parlano veneto nel mondo, nell'Istria, nel Messico, nel Brasile. Quindi una grande rassegna dei documenti della lingua veneta e che dimostra di che sostanza è fatta questa importante lingua che ha dato parole anche a lingue come l'inglese.